Ritrovati su Radio.0, siamo a Pordenone per parlarvi, siamo felici di essere a Pordenone per parlarvi della conclusione proprio di un'iniziativa che Radio.0 ha voluto seguire da vicino. Stiamo parlando del progetto Il mondo ha bisogno delle donne, la raccolta in Friuli Venezia Giulia ideata e anche lanciata da Despar. Siamo ancora insieme a Fabrizio Cicero Santalena, che è proprio il direttore regionale Despar per il Friuli Venezia Giulia. È un piacere anche dire di questo grande risultato che ha superato gli 83.000 euro, una raccolta proprio che ha voluto far sentire la voce del Friuli Venezia Giulia, e ci troviamo qui anche un po' per ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare e rendersi protagonisti in prima persona. Sì, il risultato è eccezionale, come diceva lei, oltre 83.000 euro di donazioni in un momento difficile come questo, dove la crisi economica ormai tutti quanti la stiamo toccando con mano. Devo dire che in un momento difficile le famiglie del Friuli Venezia Giulia sono ancora più generose. Oltre 83.000 euro, più di 210.000 donazioni, vuol dire che le nostre cassiere e i nostri cassieri hanno spiegato e raccontato il progetto per oltre 210.000 volte, e i nostri clienti hanno capito che il progetto era un progetto da sostenere. Noi facciamo questa iniziativa da oltre 10 anni, ogni anno il risultato è eccezionale, questa volta devo dire un po' di più. Sicuramente la violenza di genere è una violenza che tutti noi vogliamo debellare, vogliamo fare in modo che sparisca dalla faccia della terra. Purtroppo non è vero, perché si sente la cronaca ogni giorno, però noi vogliamo fare da cassa di risonanza, vogliamo fare in modo che più persone possibili sappiano che si può fare, sappiano quali sono i punti di riferimento, i numeri di telefono, insomma in ogni modo dobbiamo fare in modo che questo finisca al più presto, e noi ci siamo. Un mese di marzo quindi che è stato dedicato alle donne. Questo assegno verrà proprio consegnato, anzi è stato consegnato durante questa conferenza stampa all'associazione Voce Donna Onlus. Tra poco andremo anche ad approfondire, ma un 2022 che si vuole proprio anche concentrare sulla violenza di genere, anche qui in Friuli Venezia Giulia. Sì, noi ci siamo dati un obiettivo. Quest'anno vogliamo sostenere le donne, vogliamo fare in modo che la violenza di genere venga in qualche modo, speriamo, debellata. Lo abbiamo fatto con questa raccolta fondi, lo abbiamo fatto presentando in questura a Trieste a nome di tutte le questure della regione. Abbiamo presentato un opuscolo che è in distribuzione in tutti i nostri punti vendita. Questo opuscolo non fa altro che raccontare quali sono le violenze, perché noi pensiamo che la violenza possa essere solo quella fisica, in realtà non è così, e quindi per capire se quello che la donna subisce è una violenza e quali sono i numeri di telefono da contattare per poter essere aiutate. Questo l'abbiamo fatto in accordo con tutte le questure, ma di iniziative del genere ne abbiamo fatte e ne faremo ancora. Questo è l'anno dedicato alle donne per noi, e faremo in modo di portare a casa i più importanti risultati. Un bellissimo progetto, un grande viaggio, dicevamo che ha visto protagonisti proprio i vostri clienti in Friuli Venezia Giulia, una montagna che si è fatta sentire in questo caso. Abbiamo sentito dei risultati, delle maggiori donazioni, anche delle maggiori richieste proprio in quanto fatte proprio dai cassieri, ed è stato bello vedere protagonista proprio Tarvisio, Cassacco, ma anche la parte legata a Spilimbergo, questi tra alcuni dei tantissimi punti vendita che veramente hanno fatto capire e sentire la propria vicinanza. Sì, noi siamo presenti in oltre 80 comuni della regione, quindi abbiamo veramente una presenza capillare, e in queste iniziative si capisce come non c'è un posto che possa dirsi estraneo al problema o all'iniziativa. Tarvisio in questo caso ha fatto un lavoro eccezionale, ma Trieste ha fatto altrettanto, così come lo ha fatto Cassacco o Pordenone. Il fatto che l'associazione sia di Pordenone non vuol dire che debba essere sostenuta solo dal Pordenone, e ogni volta che facciamo queste iniziative ci accorgiamo che c'è un forte spirito di squadra, e siamo sicuramente orgogliosi di tutto questo. E questo legame di vicinanza rende il tutto ancora più bello. Grazie quindi, grazie a Despar, grazie a Fabrizio Cicero Santalena per essere stato con noi. Sicuramente ci risentiremo per parlare di queste grandi iniziative, e intanto complimenti. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie di tutto. Dicevamo quindi un'iniziativa che è stata presentata, è stata portata avanti nel comune di Pordenone, che si è fatto protagonista anche di questo bel progetto. Vi ripeto il titolo: Il mondo ha bisogno delle donne, ed è di questo che vogliamo parlare anche insieme al vice sindaco Emanuele Loperfido. Buongiorno. Buongiorno a voi. Un comune di Pordenone che da sempre è vicino alle donne e vuole essere sempre più vicino a loro, anche grazie a questi progetti che vengono portati avanti veramente con grande continuità.
Ci sono tanti temi sul tavolo, ma sicuramente questo è un tema molto importante. Ringrazio anche la collega Cucci che su questo molto sta lavorando con i suoi uffici. Abbiamo messo a disposizione delle associazioni anche degli alloggi per cercare di dare un riparo a coloro quali subiscono questo tipo di violenze. Però devo dire che questo tipo di iniziative veramente aprono il cuore, perché vedere che con la sinergia tra il pubblico, il privato, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato si possono raggiungere dei risultati che poi ci danno la possibilità di affrontare con fiducia in modo da risolvere questi tempi di problemi. In particolare anche in questo ultimo periodo, anche qui a Pordenone, abbiamo sentito anche il sindaco Alessandro Ciriani, si è concentrato si è vista anche la grande vicinanza dei pordenonesi al conflitto che si sta svolgendo proprio in Ucraina. Sono state tantissime anche le donazioni in questo senso e sono tante anche le persone che sono arrivate qui. Anche questo mostra veramente la vicinanza di tutti a questo tema, ma anche proprio al tema dell'aiutare ed aiutarsi. Sono tematiche molto delicate, devo dire che ogni volta i pordenonesi commuovono nel momento in cui si mettono a disposizione o in prima fila. Abbiamo un volontario che è partito dal comune di Pordenone ed è in Slovacchia a montare le tende per accogliere i profughi ucraini in modo tale da cercare di avere un primo riparo. Ci sono tante persone che hanno donato con il sistema Pago PA che abbiamo approntato il prima possibile. Abbiamo anche dei volontari di protezione civile che ci hanno dato una mano, continuano a dare una mano presso la questura per quanto riguarda tutto il processo di tamponi, e poi ci sono tantissime famiglie che vogliono aiutare. A queste stiamo dicendo: dateci una mano ad ottimizzare il flusso di supporto, perché è fondamentale che arrivi a destinazione qua in loco o in Ucraina ciò di cui hanno veramente bisogno. Quindi su questo stiamo dando delle informazioni ben precise per fare in modo che anche qui si arrivi a segno e si abbia un successo dell'iniziativa. Ed è proprio per questo siamo qui per ringraziarvi per questa vicinanza, grazie al Comune di Pordenone che porta avanti anche queste iniziative, grazie al vice sindaco, ma grazie anche a tutta l'amministrazione comunale che si attiva sempre in questo senso, ed è proprio per questo che vi auguriamo veramente un buon lavoro. Grazie a voi che siete fondamentali per dare le giuste informazioni per arrivare al cuore dei friulani. Presente con noi anche Luca Carocci, questore di Pordenone. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Una polizia di Stato che da sempre è vicina anche a queste iniziative, infatti è un piacere vederla qui, e ha raccontato proprio anche che sempre da vicino con strumenti e anche con casistiche particolari ci si avvicina anche direttamente a alle donne, a queste nostre protagoniste del giorno. Sì, assolutamente. Purtroppo il problema della violenza sulle donne, violenza di genere, è un problema molto attuale che non ha oasi felici sul territorio nazionale. Tutto il territorio nazionale è coinvolto da episodi così odiosi e così sgradevoli, e quindi è gioco forza. Noi siamo assolutamente vicini a quelle iniziative come questa dell'Aspiag Despar, che cerca di raccogliere fondi con risultati, come abbiamo visto, assolutamente lusinghieri, al fine di dare assistenza a quelle associazioni che si occupano di dare una mano, di dare un ricovero a chi ha subito violenze di questo tipo. È stato bello anche vedere questa riunione delle questure di tutto il Friuli Venezia Giulia che si sono unite proprio anche per questa iniziativa. Diciamo un Friuli Venezia Giulia che si fa sentire e vede una collaborazione sempre più unita. Questo va assolutamente a merito dei friuliani, dei triestini, che quindi sono sempre molto sensibili a problemi di questo tipo, e ovviamente l'istituzione e la presenza di tutti e quattro i questori a Trieste in occasione del lancio di questa iniziativa da parte di Despar è la testimonianza più concreta di come la Polizia di Stato sia vicino ad iniziative di questo tipo. Grazie mille Questore, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, buon lavoro anche a voi. A rappresentare la Regione anche alla conferenza stampa l'assessore regionale a Cultura e Sport Tiziana Gebelli, che abbiamo il piacere anche di rincontrare, un'amministrazione regionale da sempre vicina a questo mondo, vicina alle donne e anche alla forza che le donne sanno dimostrare proprio a partire da tutti i settori che comprendono la nostra quotidianità. Beh, io credo che ci sia una forza gentile nelle donne, che riesce a penetrare anche nei meandri più piccoli perché siamo tenaci. Poi dipende dai caratteri. Io sono magari un filino più irruente, c'è chi è molto più garbato di me e ottiene gli stessi risultati, ma l'importante è ottenere i risultati. Assolutamente, l'ha descritto perfettamente. Poi ha voluto sottolineare anche la forza delle cassiere che hanno partecipato anche in prima persona, protagoniste a questa iniziativa. Io le abbraccerei una per una, cassiere e anche cassieri, perché ci sarà
Perché se hanno ottenuto questo risultato è davvero perché i loro clienti si fidano di loro. Perché se c'è un rapporto di fiducia è tutto estremamente più facile. Poi certo, non l'hanno detto certamente solo a quelle 221.665 persone che hanno accettato, l'avranno detto a molti di più. Alcuni non avranno ascoltato, però innanzitutto ci hanno provato. Poi ci sono riuscite perché è un risultato veramente importante. 80.000 euro di sottoscrizione sono tanti, in un periodo come questo oltretutto. E quindi sono state eccezionali e bravissime. Perché? Perché sono donne e quindi ormai ciascuna di noi purtroppo conosce nell'ambito delle sue amicizie e anche della sua famiglia, disgraziatamente, situazioni di violenze magari anche, non si può dire solo psicologiche, diciamo magari anche psicologiche e non fisiche, e che comunque ti rendono la vita un inferno, per cui si tratta anche in questi casi di salvare delle vite, di ridargli una vita normale, ed è quello che fa Voce Donna. Assolutamente, ha veramente detto le parole giuste, ha toccato il cuore anche a chi era presente alla conferenza stampa di oggi, quindi la ringraziamo. Se vuole chiudere anche con un messaggio da parte proprio di una donna che lo spirito, lo vediamo, lo fa sentire in tutti i suoi campi, direttamente alle nostre ascoltatrici in questo caso. Diciamo che se partiamo dal dire al fare c'è di mezzo il mare, ecco, però tra il dire sciocchezze e pensare che si possano risolvere i problemi modificando il linguaggio, non il linguaggio, facevo un errore, la lingua italiana, e l'agire facendo azioni concrete che possono dare aiuti concreti a risolvere i problemi, vabbè, cioè buttiamoci nel mare e arriviamo al fare lasciando perdere il dire. Una parola quindi abbiamo ancora infine da dirvi: grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa iniziativa lanciata da Despar. Qui davanti a me l'assegno che mostra proprio gli 83.000, anzi vi leggo proprio il numero intero, 552,96 centesimi, che proprio voi, protagonisti di Friuli Venezia Giulia, avete voluto donare all'associazione Voce Donna Onlus. Siamo insieme alla presidente Silvia Brunetta, buongiorno. Buongiorno a voi. Una grande emozione allora. Una grande emozione per il risultato, una grande emozione perché un'impresa privata, un gruppo ha avuto la volontà di proporre un'iniziativa di questo tipo, e io la trovo una cosa grande proprio. Parliamo anche del vostro lavoro sul territorio, proprio raccontiamo ai nostri ascoltatori come si svolge la quotidianità anche. E la quotidianità, dunque, noi accogliamo delle donne, sia che si rivolgono a noi direttamente, oppure che ci telefonano, ci vengono mandate da altri soggetti, da altre istituzioni, dalle forze dell'ordine, dalla questura, dai pronti soccorsi, da qualsiasi, insomma. Con queste donne noi instauriamo un rapporto, le ascoltiamo e dopo le aiutiamo in un percorso che noi chiamiamo un percorso per uscire dalla violenza. Sono donne che si sentono responsabili loro della situazione in cui si trovano, si sentono in colpa per aver fatto questo, si sentono loro la causa, e allora le aiutiamo un po' alla volta a rileggere il tutto, e questo ci vuole tempo, è un percorso, non tutte lo fanno perché magari vengono, poi interrompono, poi ritornano, però noi rispettiamo l'autonomia della donna, cioè noi non forziamo la donna a prendere nessun tipo di iniziativa che lei non si senta di farlo. Credo che proprio l'ascoltare sia un po' il fattore chiave in questo caso. C'è magari una storia, adesso senza entrare troppo nello specifico, che vuole raccontarci una storia di vita pratica, una storia di quotidianità che l'ha colpita magari anche in quest'ultimo periodo? Sappiamo che il lockdown ha sicuramente influito anche sul vostro lavoro, e anche parlando sempre di quotidianità. È stato faticoso durante il lockdown perché anche noi non potevamo andare in sede, per cui abbiamo dovuto fare tutto con smart working. Questo ha complicato i rapporti, certamente, però abbiamo delle bravissime operatrici, no, che hanno fatto fronte a questo. E le storie si sono un po'
Diciamo che in questo periodo ci sono storie un po' più difficili, perché 2 anni o quasi di obbligo di convivenza in luoghi ristretti non ha certamente migliorato la situazione. Il controllo da parte di questi uomini è aumentato, e per cui ci troviamo con situazioni un po' più difficili da gestire, ecco, un po' questo. Poi, per dire una storia che ha avuto un esito felice anni fa, una ragazza, no, maggiorenne di 18 anni, ci era stata segnalata dalle istituzioni pubbliche e l'abbiamo colta, ospitata e l'abbiamo aiutata a superare l'esame di maturità, ed è stato un grande successo. Un grande traguardo per tutti. Per tutti, sì, per lei e anche per noi, insomma, una cosa positiva, è andata a buon fine. Che bello, e ci piace proprio chiudere anche questo nostro servizio proprio legato anche a questo bellissimo progetto Il mondo ha bisogno delle donne. Noi ringraziamo Silvia Brunetta, ringraziamo anche tutte le vostre operatrici dell'associazione Voce Donna Onlus. Continuate a sostenerli, perché a sostenerli ci aiuta anche a sostenere un po' noi, ad aiutare un po' anche noi stessi, e ci fa sentire proprio protagonisti delle storie. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.